Ultime notizie sul mercato del Napoli. Prima di tuffarci nei dettagli, lasciate il vostro like e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna notizia sul club. Il Napoli è sempre più vicino all'ingaggio di Alejandro Garnacho, scelto da Antonio Conte per sostituire Khvicha Kvaratskhelia dopo il suo passaggio al PSG. Secondo il giornalista Armando Areniello di 7Gold e Tribuna.com, la trattativa tra il Napoli e il Manchester United starebbe procedendo rapidamente. Secondo Areniello, il club inglese ha ridotto le sue richieste economiche. La richiesta iniziale di 70 milioni di euro e bonus è stata ritoccata a 65 milioni. Bonus compresi, avvicinandosi all'offerta del Napoli, che ha già superato la barriera dei 50 milioni più bonus. Questa mossa rappresenta un passo importante nella ricerca di un ingaggio per il giovane argentino, che avrebbe espresso il desiderio di giocare esclusivamente per il Napoli. Un altro punto interessante della trattativa è il possibile inserimento di una preferenza per Victor Osimhen in futuro. Il Napoli sarebbe disposto a concedere al Manchester United un certo privilegio nell'ingaggio dell'attaccante nigeriano se la clausola da 75 milioni di euro verrà attivata in estate. Questa condizione potrebbe essere un elemento di differenziazione per chiudere l'affare con Garnacho, accontentando entrambe le parti. Antonio Conte non ha nascosto la sua preferenza per Garnacho, lodandone il talento e l'esperienza, nonostante la giovane età. A 20 anni. L'argentino ha già collezionato presenze importanti con il Manchester United e sarebbe un'aggiunta importante alla rosa del Napoli. I prossimi giorni promettono di essere decisivi. Sarà Garnacho il nuovo nome che vestirà la maglia del Napoli? Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e condividete la vostra opinione nei commenti.